Il santo del giorno è San Simone il Cananeo. Il nome Simone deriva dal latino e vuol dire con il naso schiacciato e piatto. Il 28 ottobre è una data significativa per la coscienza ambientale. Oggi si celebra la giornata europea contro lo spreco, un'occasione importante per riflettere sulla sfida globale dell'urgente necessità di combattere lo spreco e promuovere la sostenibilità. Nel 2022 le famiglie di tutto il mondo hanno sprecato oltre 1 miliardo di pasti al giorno, contribuendo a 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari in un anno. Lo spreco alimentare non è solo un problema delle nazioni ricche, sono i paesi più caldi e le aree urbane a mostrare tassi di spreco più elevati, con un impatto ambientale dell'8-10% delle emissioni globali annuali di gas serra. Alle 6 del mattino del 28 ottobre 1922 il governo italiano dichiarò lo stato d'assedio, ma il re si rifiutò di controfirmarlo e il presidente del Consiglio Luigi Facta si dimise. Il paese era senza guida. Mentre le camicie nere entravano nella capitale minacciando di occupare i ministeri, Mussolini fu convocato dal re che gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare un nuovo governo. Mussolini era riuscito nel piano di spaventare le istituzioni e prendere con la forza il comando del paese. Il fascismo era ufficialmente cominciato. Ma quanto tempo vivono le stelle? Le stelle sono enormi sfere di gas incandescente che nascono quando all'interno si avviano reazioni nucleari. Quelle grandi sono più luminose, ma si affievoliscono più rapidamente rispetto alle stelle piccole, che bruciano a velocità minore il loro combustibile. La loro vita dipende infatti dalle dimensioni. Quelle di grande massa durano alcune centinaia di migliaia di anni, le più piccole anche migliaia di miliardi di anni. Buongiorno ai 12, oggi la Luna quadra con Venere, le signore dello Zodiaco hanno qualcosa da ridire, soprattutto tra Bilancia e Capricorno. Vediamo il resto dello Zodiaco come se la cava Ariete. E beh, per voi oggi c'è maretta emotiva e sentimentale proprio perché la Luna emotivamente quadra al vostro cielo e Venere in opposizione è ancora più indispettita. Beh, bisognerà sicuramente chiarire col partner alcuni elementi, il lavoro a volte vi sottrae troppo tempo per l'amore. Toro, beh, voi il tempo per l'amore lo trovate comunque sempre, soprattutto anche per la passione, proprio perché Marte dall'opposizione sembra invitarvi proprio a questo. Mercurio vi suggerisce qualcuno da sentire, da chiamare, da vedere, anche per fare il punto della situazione e delle nuove condizioni che avete creato in ambito professionale. Gemelli, per voi la giornata è una giornata piena, costruttiva. Urano dialoga sì con Plutone, Nettuno e Saturno, ma apposta ancora a Mercurio e a Marte. Qualcosa ancora non va, non riuscite ad esprimervi come veramente volete, forse qualcosa che non avete ancora metabolizzato bene dovrà ancora essere sciolta. Cancro, la vostra giornata oggi vede Giove nel vostro cielo parlare un po' con tutto lo zodiaco. È splendido vedere come questa condizione planetaria vi mette i poteri in mano per poter cambiare le sorti del vostro lavoro. L'opposizione però che si appresta a formarsi con Luna e Plutone sembra presagire qualche momento di tensione. Leone, per voi la giornata è una giornata abbastanza intrigante, anche se vorrete sapere di qualcosa che riguarda qualcuno che amate che vi dispiacerà un po'. Probabilmente oggi sarete chiamati a soccorrere qualcuno a cui volete bene con tenerezza e con fiera ammirazione. Sole, Mercurio e Marte contro vi stancano molto al lavoro, attenzione. Vergine, la vostra capacità di vedere le cose in una maniera oggettiva oggi ha per protagonista la Luna e tutti i suoi influssi, proprio perché il trigono
rimanda a Venere facendovi vedere anche certe difficoltà del partner che soccorrerete volentieri come vostro solito fare. Bilancia, la vostra giornata oggi vede la vostra Venere avere a che fare con una luna dispettosa e un po' antipatica, proprio perché la quadratura non vi consente di trovarvi bene nella comunicazione con il partner o di sentirvi capiti. Cercate comunque di spostare verso sera alcuni discorsi che non è il caso di fare in maniera tesa per telefono o per messaggio. Scorpione, per voi la vostra giornata è piena di sorprese. Luna e Venere sul vostro cielo sembrano segnare i confini e i limiti di una qualcosa che voi non volete assolutamente contenere, anzi volete che proliferi, che si allarghi e che proceda verso una propria definizione. Sagittario, per voi oggi il cielo è abbastanza esente da tutta una serie di magagne zodiacali e soprattutto dalle signore dello zodiaco, ma il vostro Giove, anche se da lontano, sta facendo faville, vi rincuora, vi incoraggia e rende positivo tutto. Capricorno, uno dei due protagonisti della giornata assieme alla Bilancia e alla Luna nei vostri gradi e dichiara guerra a Venere. Oggi proprio non ne volete sapere di sopportare, per cui oggi vorrete delle risposte chiare. Acquario, per voi che vivete nel vostro mondo fantastico, Marte torna a darvi energia, vi spinge a fare sport e vi spinge pure a curarvi di voi in una determinata condizione di stress psicofisico che avete un po' troppo trascurato. Pesci, per voi la vostra giornata si apre con un magnifico reticolato di trigoni e di sestili che partono proprio da Saturno e Nettuno alla fine dei vostri gradi. Con queste connessioni potete un po' sentire tutto lo zodiaco, voi siete senza pelle dello zodiaco, per cui oggi non avrete difficoltà a capire cosa passa per la testa di chiunque. Sull'isolotto di fronte all'isola di Manhattan venne inaugurata il 28 ottobre del 1886 una statua di donna alta 93 metri, la Statua della Libertà. In realtà la sua storia iniziò in Francia con l'idea di costruire un monumento da donare oltreoceano per commemorare il centenario dell'indipendenza americana. Alla realizzazione collaborò anche l'architetto Eiffel. Alcune particolarità sono la corona a 7 punte in rappresentanza dei 7 continenti e le catene spezzate ai piedi come segno di liberazione. Nel 1984 fu inserita nel patrimonio dell'UNESCO. Tra le copie distribuite nel mondo, la più famosa è quella di Parigi, che guarda nella direzione della gemella americana. Quando si inizia qualcosa di nuovo, un progetto o un lavoro, e si ha bisogno di motivarsi, di fare qualcosa in modo energico ed efficace, in inglese si può utilizzare l'espressione to get into gear per rappresentare proprio questo cambio di direzione, il momento in cui bisogna mettersi sotto concretamente per realizzare qualcosa. Il matto di cui parleremo oggi è lo scrittore Lev Tolstoj. Il 28 ottobre del 1910, a 82 anni, abbandona di nascosto la sua casa, lascia un biglietto di addio alla moglie e parte senza una destinazione precisa. Dopo solo 3 giorni di viaggio, la sua salute peggiora e Tolstoj muore di polmonite in una sperduta stazione ferroviaria, dove una folla accorre per salutarlo. In tanti hanno provato a spiegare questo suo folle gesto, dettato forse dall'oppressione della moglie, che si opponeva ai suoi viaggi, minacciando il suicidio. Ci salutiamo con la frase del giorno. La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento.